Il Comune si era preso un impegno e l'ha mantenuto di sperimentare il nuovo percorso, quindi era chiaro dall'inizio che si trattava di una sperimentazione per avere dei dati oggettivi per fare una scelta futura. È chiaro che stiamo parlando di un servizio urbano e quindi un servizio che non può essere dedicato e che difficilmente si concilia se non c'è la disponibilità dell'utenza, in questo caso dei fruitori degli impianti sportivi che hanno degli orari. Inevitabilmente questi orari devono essere adattati ai percorsi dell'autobus, non può essere diversamente, perché quell'autobus, quella linea è incardinata in un sistema di autobus urbani che evidentemente non hanno flessibilità. Purtroppo i dati che abbiamo non sono assolutamente convincenti, nel senso che a fronte di 620 corse mensili, scusate, 620 corse mensili abbiamo un'utenza di 77 persone, quindi vuol dire che per 550 volte l'autobus è passato vuoto e uno è salito nei restanti passaggi. È vero che dopo l'estate ci sarà la necessità di trasferire alla Zoppas Arena gli studenti del Marco Fanno in attesa della realizzazione della palestra stadio e quindi potrà essere che si riprenda questa linea in estensione e questo ci consentirà di avere ulteriori elementi di valutazione. Ovviamente a fronte dei dati che abbiamo io credo che le riflessioni possiamo farle tutti quanti, o c'è la possibilità di dargli un valore ulteriore, superiore, quindi farli arrivare a numeri che possono essere accettabili, perché comprendete benissimo e si comprende benissimo che, ripeto, 620 passaggi dell'autobus, 77 utenti, siamo di fronte a numeri che effettivamente fanno riflettere.